ma questo non significa che basti un'occhiata per capirla. Anche il mondo intero si dispiega sotto lo sguardo, ma questo non significa che basti un'occhiata per capirla. Vorrei subito chiarire che il mio discorso non è fatto dal punto di vista di una immersione nell'attualità, ma dal punto di vista di una totale, di una radicale emersione oltrepassante rispetto agli orizzonti del presente. E credo che questo si chiarirà subito non appena tenterò di chiarire le valenze, le implicazioni di tipo storiografico e al tempo stesso teoretico del titolo di questa conversazione, che è poi diventato titolo della serata. Le origini moderne della modernità. Non è un gioco di parole. Noi siamo abituati a considerare modernità la nostra modernità. Dal punto di vista storiografico, invece, si imporrebbe subito la precisazione che la modernità di cui occorrerebbe parlare nel momento in cui ci si riferisce al momento presente è la modernità contemporanea. Mentre da un punto di vista storiografico più generale, anche più collaudato, la cosiddetta modernità è tutto ciò che rientra nell'arco di tempo compreso nella cosiddetta storia moderna, che va precisamente, secondo la periodizzazione storiografica, dalla scoperta dell'America alla Rivoluzione francese. Quella che viene chiamata età moderna è appunto questa, o meglio quella. Dunque, piuttosto lontana, piuttosto altra, e sembrerebbe per molti versi anche piuttosto antitetica rispetto all'idea di modernità che la nostra contemporaneità ha focalizzato. Dunque, parlare delle origini moderne della modernità vorrebbe dire parlare della serie di anticipazioni che l'età moderna ha conosciuto, ha realizzato, ha dato, ha vissuto rispetto alle conquiste della nostra modernità, della modernità contemporanea. E vedremo come e perché, o almeno tenteremo di vedere, perché il discorso sarebbe piuttosto lungo e certamente lo spazio di tempo che abbiamo a disposizione non sarà sufficiente a farci toccare tutti i punti, però basterà, per così dire, avere impostato il discorso per poterne trarre a piacimento, ciascuno per il conto proprio, le conseguenze. Intanto, una cosa: che cos'è questa modernità?
e soprattutto che cos'è la modernità contemporanea? È un grande punto interrogativo, nel senso che è un campo di interpretazioni nel quale ci si può agitare quanto si vuole senza riuscire a pervenire a una definizione sufficientemente restitutiva della complessità del concetto. Perché l'idea di modernità, in effetti, è una complessità nel senso più lato, più dilatabile che si possa pensare, al punto che sfugge a qualsiasi tentativo di presa, di definizione, di focalizzazione. Sicuramente uno dei concetti più sfuggenti, più liquidi, più gassosi, no? Tra i molti che ci agitiamo in mente e in bocca. È disarmante dal punto di vista delle possibili definizioni o storiche o teoretiche questo concetto. Disarmante perché mette rapidamente al muro chiunque si attenti a stringere in qualcosa di definitorio questo concetto. C'è però probabilmente un carattere della contemporaneità e della modernità contemporanea che si presta con buona approssimazione a poter essere, come dire, soglia comune, concetto estensibile, ovvero soglia condivisa dalle molte sfaccettature di questa modernità. Ed è il concetto di autoreferenzialità, che è sicuramente il concetto più appartenente, più proprio, più rivendicato di volta in volta da tutti i protagonisti e da tutti i sostenitori della modernità. Che cos'è questa autoreferenzialità? È essa stessa molte cose, è essa stessa una complessità. Però non c'è dubbio che da parte di tutti coloro che l'hanno frequentata o hanno tentato di definirla come propria, ci sia una convergenza verso un punto comune. Vale a dire, l'autoreferenzialità è la condizione che la cultura moderna, di segno evidentemente laico, dà di se stessa nel momento in cui si contrappone a qualsiasi definizione dell'esistente in termini di datità, in termini di ontologia, in termini di da sempre dato, in termini di creazione dall'alto, o se preferite in termini provvidenziali. L'autoreferenzialità dei moderni, respingendo ogni forma di datità,
moralità, ogni forma di ontologia, affida agli spazi della storia, agli orizzonti della storia, tutto ciò che esiste, tutto ciò che passa per essere attività umana, fatto storico, evento storico, processo di un flusso dentro il quale siamo immersi, ovvero tutto ciò che è nel tempo, badate, è nella storia, e tutto ciò che è nella storia è opera umana, è creazione culturale. Dunque, nel suo senso più profondo, l'autoreferenzialità vorrebbe dire che noi oggi siamo fondamentalmente convinti che tutto ciò che incontriamo, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che accade è sempre opera culturale, fatto culturale, esito culturale di un fare che è interamente umano e rientra interamente nella storia, nel tempo storico dell'uomo. Su questo punto l'autoreferenzialità è praticamente dello stesso tipo quale che sia il versante di indagine da cui proviene. Tanto nel caso che si tratti del fare figurativo, sicuramente autoreferenziale in un senso molto pronunciato, quanto nel caso che si tratti di speculazione filosofica, anch'essa in molti casi molto pronunciata, tutti convergono e si trovano d'accordo sul fatto che il piano sul quale dobbiamo calcolare e considerare le cose che abbiamo sotto mano è sempre un piano storico e culturale. Non c'è nulla di dato da prima, non c'è nulla di creato da fuori, non c'è nulla di provvidenziale. Tutto è qui perché nasce qui e perché i suoi obiettivi di fondo si incontrano qui. Ora, sul piano figurativo, l'autoreferenzialità è stata combattivamente rivendicata dalle avanguardie del Novecento. Non c'è nessuna avanguardia del Novecento che per definirsi novità è protagonista innovatore sul campo, non abbia definito se stessa o la propria poetica come poetica autoreferenziale. Dal cubismo analitico dei primi decenni del Novecento, Picasso, Braque in primis, fino all'esperienza Bauhaus degli anni 30 in Germania, ma con un condensato di provenienze che raccoglieva il meglio, come dire, del fare europeo di quel momento. Ecco, era gente che presumeva o sosteneva
di rifondare il mondo e rifondarlo rispetto a una clamorosa crisi dell'oggettività, quella sotto il cui segno si era aperto il secolo, riproponendo ancora una volta questa ricorrente crisi dell'oggettività che in termini epocali si è a varie riprese presentata nella storia, una crisi dell'oggettività che in questo caso metteva in causa, metteva in dubbio l'esistenza stessa della realtà. Quanto ai tempi di Cartesio, e forse anche di più, visto che c'erano di mezzo implicazioni cosmologiche che la crisi dell'oggettività con cui si apre il Novecento invece comportava. Ci sono di mezzo gli Einstein, la sua relatività, il suo non accordare più credito alla fisica classica, nel senso di non ritenere più né assolute né tantomeno fondate le coordinate spazio-temporali su cui la fisica classica si era basata. C'è di mezzo Freud, che mette in crisi naturalmente tutto il quadro delle possibili definizioni della personalità. No? Noi avevamo creduto prima di Freud che il nostro senso morale fosse un derivato, un riecheggiamento di valori lentamente insinuatici da un'educazione, mettiamo, religiosa. Freud ci porta a capire che invece il senso morale o alcune manifestazioni importanti della consueta moralità abbiano la loro origine nell'erotismo anale, cioè nei giochetti con la cacca che fa il bambino. Poi altro che se c'è qualcosa di oltrepassante e di rovesciante dentro questa ipotesi. Senza dubbio la visione freudiana contribuisce e non poco alla crisi dell'oggettività. Metteteci poi quello che sta succedendo sul piano più generale dell'oggettività socio-economica. Il capitale sta diventando capitale totale, sta mettendo al muro la vecchia contrapposizione capitale-lavoro, la vecchia contrapposizione formale capitale-lavoro, e la sta riproducendo nella forma assai più vera, assai più oggettiva della sostanziale equivalenza di capitale e lavoro. Sta nascendo un'organizzazione del mondo in cui gli uomini e tutti gli uomini diventano domestici del capitale. Domestici, vale a dire, di questo progetto di reimpasto del mondo che fa volentieri a meno dei vecchi protagonismi. E infatti un protagonismo che incomincia a tramontare subito è quello della borghesia, che non può
quel punto sentirsi più soggetto protagonista della storia, ma incomincia invece a raccattare quanto è possibile per sopravvivere almeno come tappezzeria della storia. Quindi il Novecento e il decadentismo docet conosce un'esperienza di forte depressione dei vecchi assetti e dei vecchi protagonismi. Non c'è dubbio che anche da questo punto di vista la realtà, così come si era da secoli e secoli configurata, entra in crisi. La crisi dell'oggettività, appunto, come si dice, è orizzontale, è generale ed è per giunta profonda. Non per nulla le avanguardie figurative, nel momento in cui con le loro grandi svolte semantiche incominciano a riprendere in mano il pennello, hanno come primo problema quello di rifondare il mondo, a incominciare dalla rifondazione prima di tutto di se stessi. Quasi si ripropone il vecchio assioma cartesiano del cogito ergo sum, traducendosi in un dipingo, dunque sono. Io non dipingo qualche cosa di esterno a me, in quanto io sono interessato a qualcosa di esterno a me. Dipingo la prima testimonianza possibile, la prima certezza del mio esistere, del mio essere qui, nell'atto stesso del mio dipingere. Lascio segni di presenza. Incomincio appunto a porre i primi mattoni fondanti del mondo dalla certezza che facendo ho la sicurezza di essere. Guardate, è questo il primo atto autoreferenziale sul piano figurativo delle avanguardie moderne della nostra contemporaneità. E le cose su questo piano si sviluppano e approfondiscono a lungo. Anzi, diventa il tema privilegiato della ricerca figurativa e non solo figurativa, della ricerca artistica, direi in generale. Diventa il tema portante proprio di tutto ciò che ama sentirsi segnato dalla modernità. Segno allora che davvero uno degli aspetti base, degli aspetti fondanti della modernità sia questa autoreferenzialità. E noi sappiamo quanto se ne siano riempiti la bocca tutti gli uomini delle avanguardie novecentesche di questa autoreferenzialità, assumendola naturalmente non solo come un loro tratto distintivo, ma anche come una loro invenzione, una loro trovata.
e da questo punto di vista, respingendo con sommo disprezzo tutto il passato, a incominciare dal romanticismo, che spesso veniva usato come riferimento per insultare l'avversario. E vai caga due vises un romantico, no? Era consuetudine, era la normalità. No? Chiamare un romantico, cioè del giorno prima, badate, nulla di più che del giorno prima, era un dirgli stronzo, no? Cioè vecchio, cioè passato, cioè finito, cioè inattuale. E su questo tipo di polemica, che ogni epoca, intendiamoci, ha conosciuto, pensate che la definizione di gotico, che vorrebbe dire barbarico, dell'impiego che se ne faceva allora, e a passare per essere barbari erano addirittura i Giotto e i Masaccio, no? A inventare questa definizione di gotico è stato un architetto del Cinquecento che si chiama Giorgio Vasari, il primo storico dell'arte, che incomincia con un atto polemico violentissimo contro il passato. È quello che fanno le avanguardie del Novecento, che dall'alto di questa autoreferenzialità di cui si sentono portatori, ecco, trinciano giudizi e scatarrano abbondantemente su tutto il passato, considerando il passato come il mondo degli inferi, il mondo del non più ripetibile. Nasce una cultura, soprattutto una cultura filosofica, che io amo chiamare cultura del risarcimento. È una cultura che si sviluppa molto sulle tracce del pensiero kantiano e soprattutto della cosiddetta rivoluzione copernicana di Kant. I grandi protagonisti, o almeno coloro che sono alla testa, diciamo, del movimento, sono personaggi come Cassirer, Ernest Cassirer, che scrive una monumentale filosofia delle forme simboliche, che è una pietra miliare in molti campi, in modo particolare nel campo antropologico, ma non meno miliare, per esempio, sul piano della linguistica o sul piano della gnoseologia, cioè delle teorie della conoscenza. Che cosa sostiene Kant? Scusate, che cosa sostiene Cassirer? Beh, sostiene una cosa che è una organica traduzione di quello che aveva già sostenuto Kant sul piano della conoscenza. Dice Kant che in fondo la conoscenza non è mai un fatto adeguazionistico, cioè non è un adeguarsi dell'intelletto all'oggetto da conoscere, alla cosa da conoscere, e semmai
il contrario. È la cosa che viene conosciuta e che acquista forma conoscibile, no? In quanto fenomeno, cioè in quanto cosa che appare, ad essere sostanzialmente plasmata dal soggetto. Noi nella cosa, per esempio, definiamo molte condizioni, molte coordinate, la qualità, la quantità, la relazione, il numero e così via. Queste coordinate non ineriscono alle cose in quanto tali, in quanto cose oggettive, sono vere e proprie proiezioni del nostro intelletto alla cosa. Siamo noi che appunto innestiamo sulla cosa le condizioni che ci consentono poi, come dire, di conoscerla, di trasformarla, cioè in forma fenomenica, ovvero in oggetto conoscibile. E noi conosciamo soltanto ciò che ci abbiamo messo. Questa è grosso modo la rivoluzione copernicana di Kant. La chiama copernicana perché rovescia il rapporto soggetto-oggetto, così come Copernico aveva rovesciato il rapporto Sole-Terra. Casimir, dal soggetto kantiano, che è il soggetto puro, il soggetto senza mondo, come dirà poi Heidegger, trasferisce tutto questo sul piano della cultura, sul piano della storia. Ovvero, la cultura può essere, o meglio, il mondo può essere conosciuto in quanto la cultura degli uomini lo dota di senso. Senza rivestirlo di senso, ovvero di significato, il mondo non è. Il mondo è solo in quanto è simbolo, solo in quanto viene metabolizzato da un punto di vista simbolico, il che significa dal punto di vista di un senso. Cassirer sta dicendo che tutto nella cultura e tutto ciò che esiste nella cultura è pura creazione della cultura e non ha provenienze altre che arrivino da un qualsiasi altrove extra umano, extra storico. E con la filosofia delle forme simboliche di Cassirer noi abbiamo la prima grande fondazione novecentesca in termini di consapevolezza teoretica dell'autoreferenzialità. Un allievo di Cassirer che si chiama Erwin Panofsky scrive un bellissimo libro, siamo negli anni tra il 20 e il 30, intitolato La prospettiva come, tra virgolette, forma simbolica. Cioè il riferimento a Cassirer è chiarissimo, anzi è proprio dichiarato. Che cosa dice Panofsky in questo meraviglioso libro? Beh, studia la prospettiva quattrocentesca, la prospettiva dei grandi teorici, dei Piero della Francesca, dei Gian Battista Alberti, De Paolo Uccello
e così via, fino a Leonardo, Francesco di Giorgio Martini e così via, scopre che la filosofia, ben lontana dall'essere quella che si disse fosse, e lo si è detto per molto tempo, e cioè la scoperta dell'oggettività, altro non è che un'invenzione dell'oggettività, cioè è una forma simbolica. In effetti, che cosa fa la prospettiva? È una rappresentazione spaziale che assoggetta il mondo della visione al punto di vista del soggetto che guarda. Cioè compie proprio sul mondo della percezione la stessa operazione che il soggetto kantiano, secondo Kant, compie sul mondo delle cose. Non per nulla, quando Argan, nella sua storia dell'arte, affronta il problema prospettiva, lo spiega in termini che sono squisitamente kantiani, ripercorrendo tutte le traiettorie dell'immagine di Panofsky, e cioè riconoscendo il carattere fondamentalmente autoreferenziale della prospettiva, che in effetti che cos'è se non il bisogno di ricostruire, di rifondare il mondo dal punto di vista di una soggettività storica emergente, che è quella della borghesia. Fino a quel momento era durato il tempo che uno storico definisce il tempo della Chiesa, no? È già cominciato il tempo del mercante, il tempo di questo soggetto di una nuova economia che è già precapitalistica. Siamo alle soglie aurorali del modo di produzione capitalistico, quindi proprio di questo soggetto storico a cui il vecchio mondo evidentemente sta troppo stretto. C'è bisogno di riplasmarlo questo mondo secondo il punto di vista di una nuova soggettività. E la prospettiva si incarica di fare questo. Certo, non c'è stata una precisa committenza e una precisa risposta. Siamo dentro un processo storico che sta producendo questi esiti come risposta a una necessità circolante del mondo. No? Che differenza passa fra la svolta semantica dei cubisti del primo Novecento e la svolta semantica dei maestri della prospettiva? Panofsky non pone la domanda, la possiamo con molta legittimità porre noi. Che differenza passa? Nessuna. Mutatis mutandis, naturalmente, perché per esempio
l'autoreferenzialità contemporanea nostra mette in crisi, mette in dubbio, mette in causa anche l'ontologia del reale, non solo la fenomenologia, mentre in un certo senso i quattrocenteschi non avevano ancora compiuto questo salto ed erano fermi all'ontologia. Ma l'impostazione autoreferenziale è già nitida, chiarissima. È l'atto di nascita, direi, della modernità, visto che storiograficamente facciamo nascere l'età moderna con la scoperta dell'America, e sta lì. Si è già annunciata e non finisce lì, perché si continuerà molto a lungo per tutto il corso della modernità. E se noi andiamo a vedere un momento non lontanissimo da questo, anzi, secondo alcuni storici, immediatamente attiguo, il manierismo, disprezzatissimo come momento di caduta, di chiusura, di tramonto dei valori morali. Ricordate la polemica di Machiavelli contro appunto il Guicciardini, che ancora non riusciva a intravedere i possibili varchi di oltrepassamento rispetto allo sfascio dei tempi di quel momento. Machiavelli è molto critico nei confronti di questa caduta morale di Guicciardini. De Santis, il grande storico della letteratura, poi ci costruirà sopra monumenti di critica avvalorando la posizione di Machiavelli, no? E quello è il momento del manierismo, che passa per essere uno dei momenti più bassi e più depressi di tutta la storia dell'arte. Ma secondo i rilettori moderni del manierismo, a incominciare da Hauser, che scrive una bellissima monografia intitolata appunto Il manierismo è una grossa anticipazione della modernità. Il concetto di maniera implica già il concetto dell'arte per l'arte, implica già il concetto di un fare che prescinde dall'oggettività esterna delle cose e sceglie di muoversi all'interno delle proprie coordinate di campo, e cioè il fare arte come pittori, come architetti, come scultori e così via. E il manierismo è una delle più grosse anticipazioni dell'autoreferenzialità contemporanea. Anzi, direi una delle più consapevoli, una delle più utilizzabili dal punto di vista delle possibili analogie. E il discorso non si ferma naturalmente qui. Sta già intervenendo una delle grandi crisi dell'oggettività della storia, che è quella che conosce Cartesio,
è quella che conoscono Shakespeare e Cervantes, e cioè la crisi di fine Cinquecento, quando crolla una cosmologia vecchia di millenni e si sta inaugurando invece una cosmologia di tutt'altro tipo, quella dei Copernico e dei Keplero e dei Giordano Bruno. Gli uomini della strada, gli uomini che vivono tra le coordinate del presente, sono smarriti. Pensate, si è perduto il significato di sopra e sotto, vale a dire di cielo e inferno. Il vuoto diventa una irrelatività immane, dove non è più possibile, come dire, assumere punti di riferimento di salvezza o di caduta, a dirla con Arcano, no? È sconcertante, è destabilizzante, e si conosce una crisi di oggettività che non a caso ingenera il barocco, ovvero le grandi problematiche dell'inquietudine, una tra le più profonde e più inquietanti conosciute dalla storia. Il barocco conosce personaggi come Velázquez, che si autodipinge dipingendo, no? Che si muove dunque dentro un progetto di autoreferenzialità dichiaratissimo. E il barocco nel suo insieme è questo grande momento di rifondazione del mondo, che conosce molti contributi, molti passaggi, si articola in molte coordinate e così via. È sempre all'interno proprio di un atteggiamento trascendentale, autointerrogativo, quello dell'autoreferenzialità, che non ha nulla da invidiare al momento delle avanguardie novecentesche. Capite perché ritengo definibile come cultura del risarcimento quella dei Cassirer e dei Panofsky, che rivalutano il passato proprio dal punto di vista del suo essere già segnato, già iscritto nei processi che portano alla modernità. C'è un profondo risarcimento rispetto al disprezzo scatarrante delle avanguardie contro il passato. C'è un risarcimento che riconosce, altro che passato per sempre e come tale da dimenticare. È un passato che ha autorizzato e ha incanalato tutti i processi che portano alla modernità. Ci sono certo dei momenti bassi, dei momenti di caduta di questa trascendentalità dell'autoreferenzialità. Per esempio il neoclassicismo. Il neoclassicismo ha già commesso l'errore di ritenere, da
davvero aderente, come dire, al movimento della percezione, la soluzione prospettica dell'invenzione spaziale di quelle del 400. Cioè, quella che era una grossa novità e un discorso di nicchia, a poco è diventato discorso circolante, è entrato nella cultura. Il neoclassicismo è un momento in cui questa cultura si presenta già tutta permeata dalla convinzione che gli occhi vedono così come la prospettiva racconta, no? Io mi ricordo che all'università ero studente di storia dell'arte, un assistente di storia dell'arte, spiegando la prospettiva, la raccontava sempre in termini oggettivistici. È finalmente la scoperta della visione vera, autentica. Ripensandoci un po' più in là, dico, ma che Cristo di cazzate raccontava, no? Panofsky era passato fra le mani. Bene, pare di no. Pare che fosse ancora ferma al neoclassicismo, cioè alle convinzioni su cui si è attestato il neoclassicismo, che ci ha peraltro consegnato, lasciando in affidamento, queste convinzioni che hanno penetrato tutte le accademie d'Europa, no? E cioè la convinzione che davvero nel Rinascimento è nata la visione che risponde nel modo più organico al modo di vedere dell'occhio. Eppure, badate, anche questo neoclassicismo così inconsapevole, così regredito alle forme del realismo ingenuo dell'uomo della strada, è a suo modo anticipatorio rispetto alla modernità. E sua, per esempio, l'invenzione del modo di pensare la circolazione del messaggio artistico o del messaggio culturale a livello internazionale. Un puro standard, diciamo così, in corsivo, adattabile alla circolazione. Cioè, il neoclassicismo, da molti punti di vista, inventa i mezzi, le forme, le tattiche, no? I modi della comunicazione internazionale. Per esempio, non è un caso che Winckelmann, che è uno dei grandi teorici del neoclassicismo, prediliga la mitologia greca e sconsigli i riferimenti alla mitologia romana. Perché? Perché Roma non gode di buona stampa nell'Europa. No? Perché è molta la gente che ricorda i soprusi
e le molte cazzate di Roma qua e là, no? Non può essere un grato ricordo, un ricordo felice quello di Roma. Meglio richiamarsi alla mitologia greca, perché nella Grecia tutto l'Occidente volentieri si riconosce. E allora parlare in greco sul piano mitologico era una sicura carta di credito di comunicabilità facile o facilitata, no? E voi pensate un po' a gente come il nostro Foscolo o Monti, e se ricordate di quanta mitologia grondino le loro pagine, vi renderete conto che in effetti lì sta intervenendo un qualche cosa che ha un fine, ha una spiegazione, ha una logica, ed è la logica della merce, è la logica della circolazione nel libero mercato, senza più, come dire, tutte le traversie, le difficoltà delle 1000 dogane che bisognava attraversare, dei 1000 cambi monetari che bisognava fare, e non per nulla uno dei paladini, diciamo, di questa progettualità economica, che è Napoleone, interprete della borghesia capitalistica francese, che in quel momento è galoppante, si fa addirittura venire l'idea di un esperanto, di una lingua internazionale che non sia il francese, ma una somma di lingue, è già la sintesi che poi l'esperanto cercherà. E siamo in pieno neoclassicismo. Si stanno precisamente impostando i modi sui quali, a ve le spiegate, poi si immetterà tutta la nostra contemporaneità sul piano della circolazione. Chi è che parla più linguaggi specifici, linguaggi privati per così dire, no? O ancorati all'etnico? Sì, se invale la moda in certi momenti dell'etnico, ci può stare pure bene la pennellata etnica, ma l'ideale è parlare come si parla in aeroporto, no? Linguaggio internazionale privo di accenti, privo cioè di radici, è disponibile alla circolazione appunto più ampia. Allora, se il neoclassicismo era un momento molto povero, insisto, regredito dal punto di vista delle consapevolezze trascendentali sul piano dell'autoreferenzialità, però poi su un altro piano sta impostando davvero le coordinate oggettive della modernità. Quindi anche quel momento depresso è recuperabile come anticipazione della modernità. E non parliamo poi del romanticismo, che è direi l'autoreferenzialità nel senso più assoluto. Basterebbe la definizione di Hegel, secondo cui il grande interesse dell'artista romantico non è l'opera d'arte, ma è la costruzione del se stesso artistico
artistico, della propria immagine di artista che si propone, per capire quanto siano diventati pressanti allora, ecco, gli aspetti, i principi, i bisogni dell'autoreferenzialità. Pensando su, che ne è delle avanguardie contemporanee rispetto a un passato che ne ha anticipato per 1000 versi le scoperte, il modo di essere, le scelte e così via? Beh, è come se Kassir e Panofsky ci aiutassero a dire che, insomma, assolutamente nulla di nuovo sotto il sole. Queste cose di cui la modernità ha sempre menato grande vanto erano porte già aperte, anzi addirittura sfondate in alcuni casi, e davvero non c'è nulla di cui valga la pena di gloriarsi, nel senso di rivendicarne in assoluto la paternità. E allora capite, se di un recupero della semantica si tratta di parlare, come hanno sempre fatto Telema e Soriana, beh, in un certo senso i collegamenti col passato, i rapporti di continuità col passato sono garanzia di recupero non retrogrado, non di caduta, non di rinuncia, ma perfettamente in linea con tutte le istanze che hanno funzionato fino a quel momento come un fiore all'occhiello della nostra contemporaneità. Grazie.